5 giorni dopo la sfida dei quarti di finale alle Final 8 vinta dalla squadra di casa per 4-3 si affrontano di nuovo Infinity Godego e Union Diavoli, questa volta per la prima di ritorno del 2026 con Udino Baggio per Roblox. Benvenuti alla Bell Botea Arena. Mette giù il pallone, si avvicina a Sacca, lascia poi la responsabilità alla Torre che ci prova. Prostocimi spacca. Tutti vicini prima del pallone i giocatori dell'Infinity Godego. Parte Kuc, la lascia a Giada che va con il destro violentissimo. Deviazione, palla che si insacca sotto la traversa. 1-0 Infinity Godego, chi se non lui. Le card, gli highlights, le mix card di Roblox vi consentono di vedere e rivedere le vostre migliori azioni per osservarvi da un altro punto di vista, condividerle sui social. Trovate sempre tutto in descrizione. Union Diavoli con Sacca che ci prova. Beltrame, la Torre ha tempo e spazio per girarsi e puntare. La Torre va via veloce sulla sinistra. Prostocimi in tuffo. Ci arriva ancora il capitano che ci prova. Wally corre lungo la linea laterale, evita anche un intervento, quindi Wally se ne può andare. Sterzata, è da solo di fronte al portiere, addosso a Spagnuolo. 2 uomini a terra. Prostocimi parte, Prostocimi, ci pensa il capitano a intercettare palla. Beltrame, la Torre, Sacca, ancora Beltrame addosso a Giata. Ci prova anche Scotton. Righi, contromovimento di Favero, protegge palla, la consegna ancora al numero 3 che poi va dentro dalla Torre, non seguito da Giata. Centrale, arriva Wally, tocco morbido per Giata che ha spazio per puntare. Giata con la punta, l'intervento, grande riflesso di Spagnuolo. Righi, 13:28 al termine, 1-0 fin qui. Pavanetto a puntare Mbarek, Pavanetto si accentra. Prostocimi, ancora Pavanetto tra Mbarek e Favero. Mattiazzi accelera al centro del campo, va verso la porta, 3 contro 3, la palla per Favero. Prostocimi chiude bene sul suo palo. Favero rischia il direttore di gara, può partire la Torre, va invece Capitan Beltrame. Sacca addosso a Prostocimi, grande. Cambia campo, Favero lo attende, Salifu Ufficial. Favero se la sposta sul destro, palla che attraversa tutta l'area. Mette giù il numero 3, Giulio Righi. Scotton si muove, gli va incontro lo spiovente, il cucchiaio a cercare il destro di Pavanetto che si era... Giata si mette tra palla e avversario, quindi manda Mbarek. Mbarek gli restituisce il favore d'esterno. Giata, tocco morbido. Splendido gol del capitano che fa doppietta. 2-0. Righi, la Torre ha spazio per andare a sinistra da Pavanetto. Pavanetto cerca ancora l'11 che ci prova col mancino. Prova ad arrivarci Giata, ci mette il piede la Torre, quindi Pavanetto dal limite addosso a Fischal. La Torre dopo il rimpallo restituisce a Pavanetto e poi chiude in porta. Union Diavoli 1, Infinity Godego 2. Si riaccende il match alla Bell Botea. Prostocimi a lungo a cercare Giata. Giata ci arriva, perfetto lancio sulla respinta, va di punta fuori. Pavanetto, Righi ancora a manovrare, impostare l'Union Diavoli. Lo scarico ancora per il destro di Righi. Prostocimi, Medina al fischio dell'arbitro. Medina direttamente da Kuc che chiude in porta. Primo assist del numero 10, maglia rossonera, Riccardo Medina. Il gol di Kuc che vale ancora doppio vantaggio per l'Infinity Godego. La Torre apre a sinistra da Scotton. Fronte a lui Nicolini. Nicolini cade a terra. Scotton ha spazio per concludere. Prostocimi si lancia e para. E adesso ancora possesso Infinity Godego con Medina che poi mette fuori ma sbaglia, quindi Scotton Beltrame, Sacca, c'è libero Scotton da solo al centro dell'area. L'8 restituisce al 5 e poi va di nuovo in mezzo. Il tocco forse con un braccio dell'autore dell'ultimo gol Kuc. Lo toglie subito infatti Paolo Marotta. L'arbitro non ha visto nulla, si era lamentato Scotton. La scivolata di Kuc rimessa. Wally, Giata controlla e calcia Giata vicino alla tripletta. Giata la bandierina, si avvicina a Wally che la vuole col sinistro. Spagnuolo, 2 volte Spagnuolo super anche su Medina. Scotton la mette giù, fuori c'è Righi, anche la Torre. Scotton guarda il centro dell'area e serve ancora una volta il numero 10 Marco Pavanetto a tenere in vita i suoi. 3-2. Favero si avvicina a Righi che la vuole. Favero guarda dall'altra parte, fa bene perché arriva Pavanetto. Pavanetto in mezzo, Wally interviene, anche Prostocimi. Pavanetto va dall'altra parte dove c'è Favero. Favero ci prova, deviazione Prostocimi. Righi all'altezza del secondo palo, cercato Pavanetto, parte Kuc che legge benissimo e va in volata verso la porta, ma non c'è più tempo. L'arbitro dice che basta così. Finisce 3-2, vince ancora l'Infinity Godego contro l'Union Diavoli. Questa volta è una partita che vale 3 punti e proprio con questi 3 punti la squadra di Paolo Marotta si porta a -1 dall'Union Diavoli.